E 180 giorni per concludere la classificazione delle acque della laguna e un tavolo misto con istituzioni tecniche e una rappresentanza di pescatori per realizzare insieme un nuovo piano di gestione dell'allevamento di vongole. Sono questi in sintesi i risultati dell'incontro di oggi tra alcuni rappresentanti delle cooperative di pescatori e la Presidente della provincia di Venezia. Sentiamo com'è andata nel servizio. Una discussione lunga dai toni un po' accesi, ma nel complesso l'incontro a Cacorner tra gli allevatori di vongole del Veneziano e la Presidente della provincia ha prodotto i suoi frutti. La garanzia, per esempio, che entro 6 mesi, forse prima, verrà realizzata la classificazione delle acque della laguna, essenziale per poter redistribuire le aree in cui seminare. Oggi noi abbiamo raccolto quelli che sono comunque i pareri favorevoli da parte delle istituzioni che sono Magistrato delle Acque e che sono la Capitaneria di Chioggia e di Venezia, che erano assolutamente fondamentali rispetto ad una richiesta di classificazione che noi avevamo inoltrato ancora a gennaio del 2010. La Regione, che ne ha la competenza, può esprimersi solamente nel momento in cui ha a disposizione questi pareri e quindi ha 180 giorni di tempo nel farlo. Noi ci adopereremo affinché la Regione, sensibile a quello che è il problema attuale, possa far sì che questi 180 giorni si riducano. Sulla richiesta di utilizzare un nuovo strumento per la raccolta delle vongole, la cosiddetta pompetta, la provincia si è attivata presso il Magistrato alle Acque per iniziare la sperimentazione che si spera verrà conclusa entro la fine dell'estate. I pescatori però chiedono tempi brevi perché la crisi, che ha coinvolto circa 480 imprese e 2400 addetti del settore, è pesantissima. Noi siamo di fronte di fatto al declino organizzato della pesca. Il Veneto è una regione che ha una tradizione di pesca forte e robusta, con imprese che producono reddito, fonte di sviluppo e di occupazione. Siamo di fronte a un declino organizzato da Bruxelles, dagli enti, dalle istituzioni. Siamo di fronte a un sistema che sta tracollando. Non sarà ininfluente rispetto ai territori che insistono sulla nostra fascia veneta. Ad aggravare la situazione, infatti, si è aggiunta ora anche la nuova normativa europea sulla pesca in mare, contro la quale le cooperative si stanno battendo e per cui è già stato fissato un incontro per domani con il Ministro dell'Agricoltura Giancarlo Galan.